Secondo lei è una rapina finita male? Ma secondo me sì. Sì, secondo me sì, perché sapevano che magari avevano il tabacchino e magari alla sera viene a casa con soldi in contanti e quindi senz'altro. Ci siamo fatti questa opinione perché non erano mai successe queste cose a Jesolo così gravi, insomma, fino adesso. E quindi c'è delinquenza anche qui molto brutta. No, non ho un'idea cosa possa essere. Per furti le sue abitazioni sono venuti anche a casa nostra per quello, 2 volte tra l'altro. Di giorno che noi non eravamo a casa, però sono venuti. Di certo non ha fatto male a nessuno, perché secondo me non era una persona che faceva male, cioè lavorava, faceva il suo e basta. Era un vicino di casa. Che persona è? Lo conoscevo poco, non è che avevamo grandi conoscenze qua e basta, ci vedevamo pochissimo, anche lui è sempre a lavoro, lavoro anch'io. Una comunità sconvolta, quella di Jesolo, per la morte di Roberto Basso, anche tra chi non lo conosceva direttamente. Incredulo anche il primo cittadino. I contorni che sono emersi danno una vicenda triste e quindi non c'è nulla da aggiungere se non lasciar lavorare gli inquirenti e poi capiremo sulla base di quelle che sono le informazioni che emergono le valutazioni da fare. Ecco. Roberto Basso lei lo conosceva bene? Sì, di vista, sì, una persona tranquilla per bene, quindi ovviamente dispiace, sgomento proprio perché una persona per bene che sì, non si capisce cosa sia successo.